Quando si dice calzaturieri del Brenta si sottolinea un'eccellenza del Made in Italy e del Made in Veneto. E vedere sfilare gli addetti, con famiglie al seguito in certi casi, nella loro patria per elezione, ai confini tra le province di Padova e Venezia, alla presenza tra gli altri dei sindaci del territorio interessato, nonché di personalità politiche e sindacali e delle associazioni di categoria, fa un certo effetto. Anche in tempi di crisi produzione e fatturato tengono. Bene anche l'export, mentre cala l'occupazione e spariscono le aziende come calzaturifici e tomaifici o le terziste che forniscono alle griffe mondiali le parti componenti di modelli esclusivi. Un comparto di qualità insidiato in particolare dalle realtà dell'estremo oriente che in condizioni di assoluta non concorrenzialità, al limite della legalità, hanno messo al tappeto una realtà tra le più prestigiose non soltanto dell'area di riferimento. Mancato rispetto delle regole, costi del lavoro a livelli di autentico sfruttamento, sommati a condizioni lavorative disumane, tracciano un quadro, si denuncia, che in questo, come in molti altri settori riferiti all'abbigliamento, rischiano di definire un immediato futuro a tinte estremamente fosche ed una sorta di colonizzazione della realtà produttiva nostrana a solo vantaggio delle imprese straniere. Ma perché ciò è avvenuto? Perché qualcuno ha consentito che ciò succedesse nel nome del proprio interesse alla faccia della tutela della filiera. Perciò gli addetti chiedono un marchio di tracciabilità etica del manufatto realizzato secondo tutti i crismi produttivi, creando un tavolo di concertazione congiunto con le prefetture di Padova e Venezia in chiave anti-illegalità e anticoncorrenza sleale.